Cossiga ieri ha parlato in termini generali, si potrebbe dire etici, della guerra come tremenda sconfitta per tutti. Oggi il Presidente della Repubblica ha ricevuto i soldati italiani di ritorno dal Golfo. Sentiamo cosa ha detto Danilo Scarrone. Polemico con alcuni giornalisti britannici che hanno deformato il senso delle sue preoccupazioni per la guerra. Così Cossiga risponde alle prime notizie secondo cui Saddam Hussein avrebbe accettato le 12 risoluzioni dell'ONU. Io fino a quando non mi viene comunicato in via ufficiale, io purtroppo dichiarazioni non ne posso fare. Sembra che sia stato l'ambasciatore all'ONU l'Iraq. È una cosa di cui io sarei lieto e alla quale avrebbero portato anche l'opera di questi nostri ragazzi. Il capo dello Stato saluta i marinai e gli avieri di ritorno dal Golfo per un normale avvicendamento. C'erano i capi di Stato Maggiore delle tre armi ed il ministro della Difesa Rognoni. Ma a Cossiga è stato anche chiesto della polemica sulle dichiarazioni di alcuni giudici a proposito della guerra nel Golfo. Presidente, qualcuno l'ha accusato di aver sconfinato dal suo ruolo istituzionale per aver detto di punire i giudici che avevano firmato l'appello per la pace. Io non ho detto di punire i giudici, io ho scritto 3 lettere che non sono state rese pubbliche, dovrò adesso chiedere che vengano rese pubbliche, in cui mi sono limitato a rilevare un comportamento che io credo non conforme alla deontologia professionale di questi giudici. Certo che mi si chieda la imparzialità tra questi ragazzi e alcuni magistrati, la minoranza del nostro paese che difendono idee di progresso e di pace da esposte scrivanie personali, mi sembra che io questa imparzialità non l'ho, come non l'ho avuta tra chi proclamava né con lo Stato né col terrorismo o con chi sentenziava che Via dei Volsci era un circolo culturale e le chiavi inglesi con cui picchiare la gente erano solo strumenti da lavoro.